Volevo comporre dei versi, ma non riesco. Sono talmente pieno di poesia in questo momento. Ho come una musica interna le cui forme non si possono tradurre nel linguaggio umano. Ciò che provo a questo punto somiglia a ciò che ho provato molte volte suonando o udendo suonare un motivo musicale, la cui melodia mi sembra a prima giunta chiarissima. Poi ci penso e niente, mi sfugge. Direi che c'è una sottilissima linea che mi divide dal mistero della creazione e non riesco a superarla. Deve esservi un'arcana affinità tra il linguaggio dell'anima e la musica. Signori, io sono convinto che il presente ordine sociale non sia conforme ad equità per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza e mi compiaccio di ogni azione legale, ordinata, che tenda a correggere questo nostro secolo nel senso di un'idea di giustizia e di amore. Un tale socialismo a me è grandemente simpatico, ma all'utopia collettivista e ad ogni agitazione per realizzarla io sono profondamente avverso. La mia fede evoluzionista, frutto di una forte inclinazione naturale e di qualche studio, mi persuade che la società continuamente si trasforma nel senso di una razionalità sempre maggiore, proprio per effetto della stessa legge che ha prodotto gli uomini. Questa trasformazione avviene per natura, per gradi. Secondo un disegno che è noto solo a un'intelligenza suprema, la quale si serve per i propri scopi di ogni azione e reazione umana, sia delle iniziative radicali progressiste come delle resistenze conservatrici. Progressisti da una parte, conservatori dall'altra, debbono fronteggiarsi, creando una sorta di equilibrio delle forze, attenuandosi a vicenda. E poi io penso che un nuovo partito dovrà sorgere. Questo nuovo partito avrà sì un nucleo di cattolici, però dovrà sorgere con un tale orientamento e tali confini da potervi trovare posto anche uomini non cattolici. Questo nuovo partito, che io in nessun modo voglio chiamare cattolico, dovrà tuttavia ispirarsi a valori cristiani autentici, con azioni sociali concrete. E allora avverrà che se ne accostino anche certi non cattolici e che se ne discostino certi cattolici. E per quanto riguarda il Senato, io sono assolutamente contrario a introdurre al Senato un elemento elettivo. Sì, che poi ne farebbe un'assemblea simile alla Camera, io non so vederne vantaggio alcuno. E ne vedo invece molti scapiti, vedo turbamenti della vita pubblica, danni agli interessi privati, corruzioni dovute proprio all'agitazione elettorale, passioni politiche, là invece dove dovrebbero tacere per lasciare l'ultima parola alla bellezza, all'intelligenza, al bene comune. Tutte cose che solo uomini non eletti, ma selezionati sulla base dell'intelligenza e della saggezza possono garantire. Io ho scritto una lettera al Senato e l'inizio è questo. Io credo che il carattere del popolo italiano sia tale da non richiedere una seconda Camera di questa natura. Il Senato in Italia
a mio avviso, dovrebbe rappresentare il senno. Il senno e la dottrina congiunte, ugualmente indipendenti sia dalle passioni popolari che dalle voracità del governo. Beh, l'indipendenza dalle passioni gli è assicurata dall'esclusione dell'elemento elettivo, mentre l'indipendenza dai desideri del governo deve essergli assicurata dalla limitazione del numero dei senatori, che non dovrebbero superare i 50. Questo sarebbe un provvedimento utile ad aumentare l'autorità del Senato, togliendo così al governo il modo di alterare a proprio vantaggio le maggioranze. E poi io credo che la legge dovrebbe consentire di entrare in Senato ai sindaci delle maggiori città, agli scrittori, agli artisti insigni, che spesso non possono entrarvi per mancanza del titolo accademico, ai grandi benefattori, cui spesso paradossalmente manca loro il censo, il reddito, perché questi beneficarono non con il denaro, ma con l'ingegno, con l'opera. Anche a costoro dovrebbe provvedere la nuova legge. Poi io penso sia necessario estendere attorno alla donna una cerchia di cose che interessano il suo sentimento morale e sociale. Diamo uno sguardo alle donne straniere, alle illustri donne straniere, i cui romanzi sono dei poemi di vita popolare, domestica, però resi vivi da una poesia tutta femminile. Sì, io auguro alla donna italiana di diventare espressione dell'amore, di una delicata conoscenza del cuore, espressione dell'amore per tutto ciò che è bello, è buono, senza escludere nulla. Troppe donne anche delle classi superiori, passate per molti gradi di scuola, sono miseramente indifferenti a tutto ciò che va oltre l'angusto giro delle loro famiglie, dei loro piaceri e doveri mondani, delle loro pratiche di culto. Sì, si mostrano miseramente incapaci di occupare la mente con qualche idea di carattere astratto, come la filosofia, come la politica. Ecco che allargando, mediante opportune letture, la cerchia dei loro interessi sul piano sociale e morale, ecco, così allargherebbero anche i loro contatti con lo spirito e con le buone energie, con vantaggio delle donne, ma non solo delle donne, di tutta la società, per il mantenimento di un'armonia e di una pace. Io amo chi predica la pace. Vi è pure una legge suprema che ci condanna a morire e che opera sopra di noi. Ed è la stessa legge che muove il sistema solare e tutto l'universo. Ed è la stessa legge che muove l'economia, con il moltiplicarsi delle relazioni di interesse tra popolo e popolo. E questa legge è la pace. Quindi noi diciamo giù alle barriere doganali, giù i monopoli, giù tutti i ceppi della libertà commerciale e industriale. Ma non basta. Non basta. Dobbiamo chiedere che qualcosa muti anche dentro alla Chiesa. San Francesco disse a 4 dei suoi frati: andate e predicate in povertà l'amore e la pace. Ecco, noi dobbiamo richiamare nella Chiesa questo sublime spirito ardente e chiederle di opporre alle agitazioni bellicose non qualche blanda preghiera, bensì tutta la sua potenza. Dobbiamo chiederle
di osare l'audacia dei santi e di deporre certe considerazioni terrene, di parlare alto ai prepotenti, siano essi principi o popoli. Dobbiamo chiedere alla Chiesa di smettere i Te Deum per le stragi vittoriose e di smettere le benedizioni delle navi da guerra, ma di pregare per vittoriosi e vinti a una sola voce, per la giustizia e per la pace. Io, signori, ricordo quel giorno al lago di Garda. Il cielo era sereno quasi del tutto, solo che in un angolo del mezzogiorno veniva su dal lago una gran fumana di nuvoloni densi. Sentite, dissi alla mia guida, che tempo avremo domani? La mia guida, Patata, si chiamava Patata, si ferma, guarda il cielo a destra e a sinistra e poi, considerando a lungo quella gran fumana di nuvoloni densi, mi dice «Ma, signor», proprio con un tono di cattivo augurio, «Ma, signor, l'Italia le brodega», che nel suo dialetto significava «l'Italia è sporca». E io replicai «molto, molto sì, ma come si potrebbe, Patata, pulire?» E lo scherza, signor? Ma no, non scherzo affatto. Come si potrebbe pulire? Ma sa, dice lui, se quel de sora là è il vol, ma no, come potremmo pulirla noi? E senta, se il vol che è soffiante, e soffia elo prima, che dopo soffierà anche a me. Là in Italia le brodega. Alla sera il cielo si rischiarò e il discorso con gli amici andò sui recenti scandali bancari. I miei amici misero fuori innanzitutto la loro inorridita onestà. E quanto ai rimedi, uno evocò la caduta del governo e un altro suggerì una specie di frittata, di rimpasto di ministri. E io credo, signori, che tutto ciò ritarderebbe solo di un'ora il provvidenziale crollo del sistema e la disgregazione del governo in atto. In realtà la corruzione viene dal basso. È la corruzione segreta della gente che grida contro la corruzione della politica. La gente oggi, nel suo intimo, apprezza soprattutto una cosa: il denaro. Per questo gridano tutti insieme quando vedono le mani dei politici rapinare il denaro al posto loro. E allora vanno fuori dei gangheri. No, credete, no, è inutile operare sul governo, sui parlamenti, sui ministri. È più che inutile. Bisogna operare sulle anime, nel senso di un'idea cristiana per la quale dobbiamo combattere. Combattere. I nostri eroi del Risorgimento, meglio che feste e celebrazioni, vogliono fede. La fede autentica nella patria grande che arrise loro in sogno. Quell'eroica fede che né la battaglia di Custozza né la sconfitta di Novara poterono spegnere. Meglio che luminari e fuochi d'artificio, questi nostri eroi del Risorgimento vogliono fiaccole, proprio per riaccendere quella vecchia fede spenta. Noi siamo in debito verso i nostri padri, più che verso i nostri figli, in debito di un'Italia grande nel pensiero e nell'azione. Italia, maestra di scienze, di leggi, di arti. E se questo non è un ideale buono per le giovani anime italiane, dimentichiamo i folli che morirono per un sogno.
Verdi. Il nome di Verdi meritò più di ogni altro di simboleggiare l'unità della patria. Fu Verdi il nostro unificatore vero, quando l'idea nazionale, chiusa nell'onda della sua musica ardente, corse dalle Alpi al mare, infuocando i cuori. Potenza della musica, inafferrabile al nemico. Anche Dante preparò nell'anima italiana il sentimento e l'idea dell'unità nazionale. Preparò la coscienza religiosa moderna, opponendo allo spettacolo di un papato e di un clero invischiati nei beni terreni e nelle passioni terrestri, il disegno di un cristianesimo perfetto, ideale, dove l'autorità morale della Chiesa governa lo spirito, ma dove la legge morale è suprema. Dante fu unitario, ma non fu nazionalista. No. Dante sogna l'unità morale dell'Italia come organo centrale di una unità politica più grande. Italia come potente cuore di un'umanità più larga, un'umanità costituita da varie membra organicamente congiunte. Dante fu devoto religiosamente al papato e politicamente all'impero e parve professare idee conservatrici. In realtà fu una fonte inesauribile di energie progressiste, tanto in politica quanto in religione. La religione. La questione dell'insegnamento religioso a scuola è una questione che si dibatte in ogni taverna di villaggio.